Buongiorno a tutti. L'Associazione Amici dei Musei e l'Ateneo Veneto hanno una lunga storia di una consolidata collaborazione. Collaborazione che ha dato luogo, che dà luogo ogni anno a eventi che vengono realizzati in comune, ma che in questa occasione, quello che oggi vi presentiamo, ha un rilievo particolare perché riguarda direttamente la sede dell'Ateneo. Quindi per noi che viviamo dentro l'Ateneo, parlare della nostra sede e parlarlo attraverso la voce dei nostri soci, come si svilupperà nel corso di questi racconti che vi verranno fatti, è qualcosa di molto particolare che credo faccia molto piacere a tutti. Io penso però c'è anche qualcos'altro, credo che è inutile nascondercelo. I mesi che abbiamo trascorso in questa sospensione a causa della pandemia e soprattutto i mesi che arriveranno per il nostro Paese, ma soprattutto anche per Venezia, con tutti i suoi problemi che non sono stati risolti, che sono stati forse aggravati da questo periodo così difficile. Ecco, credo che questa situazione sia una ragione in più perché chi fa cultura in questa città, chi si occupa di cultura, chi ha una voce in qualche modo che esprime la realtà, il senso profondo della nostra cittadinanza, parli insieme. Se cioè collaborare fino a ieri era qualcosa di molto utile, di molto proficuo, io credo che da oggi in poi, di fronte alla complessità delle sfide, dei problemi che ci attendono nei prossimi mesi, che speriamo segnino una ripartenza del Paese, della nostra città, non sia soltanto di utilità, ma sia una vera e propria necessità. Ecco perché spero che nel contesto di questa città, in cui la cultura non è una parte, una componente, ma la cultura per Venezia è un pilastro essenziale della sua stessa identità, ecco, io spero che anche attraverso queste forme di collaborazione e altre che noi faremo, le voci che esprimono la cultura in questa città si esprimano coralmente, perché qualunque sia il futuro che ci attende, la visione che abbracceremo o i problemi che dovremo affrontare nei prossimi mesi, certamente la cultura nel senso più ampio e nel senso più logico a cui diamo alla nostra collaborazione deve svolgere un ruolo. La cultura è importante ovunque, per Venezia non è importante, è una componente essenziale. Quindi io vi auguro una buona visione, spero che apprezzerete la nostra sede, l'Ateneo nelle sue bellezze, nella sua facciata, nelle sue componenti interne e mi auguro anche che noi tutti insieme si possa veramente condividere una collaborazione fra noi tutti qui a Venezia per affrontare con serenità e con spirito costruttivo i mesi che ci aspettano e che saranno una sfida che dovremo affrontare con coraggio ma che sicuramente riusciremo a vincere. Gli Amici dei Musei e Monumenti Veneziani hanno da sempre come missione quella di far conoscere la realtà culturale, istituzionale, artistica e monumentale della nostra città. E quindi è stato assolutamente naturale rivolgere gli occhi verso l'Ateneo Veneto, non solo e non tanto perché molti di noi sono soci e hanno trascorso in questa istituzione degli ottimi e bellissimi momenti, ma perché l'Ateneo è la casa dei veneziani, è il luogo dove si dibatte la cultura, anche la politica, dove si fanno dei corsi e dove gli Amici dei Musei hanno da sempre un rapporto molto costruttivo e biunivoco. Assieme abbiamo organizzato corsi, interventi, dibattiti e quindi anche per questo, in questo particolare momento, abbiamo pensato di fare dei video che illustrino quello che è la storia istituzionale ed artistica di questo scrigno. Uno scrigno perché è una piccola realtà così importante, così grande, sia dal punto di vista culturale che artistico, all'interno della città. Si è detto più volte che l'Ateneo è la casa dei veneziani, è un posto dove puoi entrare e nessuno ti chiede di contribuire economicamente se non vuoi, è un posto libero perché questo è stato da sempre, è un posto dove un tempo si assistevano caritatevolmente i condannati a morte e dall'inizio dell'Ottocento in qualche modo si fa un altrettanto volontariato ma di tipo culturale nei confronti della città e nei confronti della cultura, perché la cultura molto spesso in Italia è una questione di volontariato e l'Ateneo ne è il classico esempio. Quindi Amici dei Musei ed Ateneo si sono trovati in quest'idea che evidentemente nasce sotto la spinta della pandemia, di far conoscere attraverso i video quelle che sono delle realtà dove le persone non potevano giungere, non potevano arrivare, non potevano toccare con mano perché bloccate da questo stato di cose. Ma anche in questo modo abbiamo posto una sorta di
trailer per una conoscenza futura, per delle visite successive che un domani potremo finalmente fare tutti assieme quando usciremo a rivedere le stelle. Le scuole veneziane erano congregazioni, corporazioni di laici devoti a un santo che avevano una serie di funzioni. Prima di tutto esistevano scuole di nazionalità che raccoglievano membri di una nazione estera, la scuola degli albanesi, la scuola dei dalmati, eccetera. Scuole di mestiere come le scuole dei tintori, la scuola dei tagliapietra, eccetera, e poi scuole di devozione che avevano una serie di funzioni specifiche. Quella che nasce nel 1471 presso la chiesa di San Fantin dall'unione di due confraternite preesistenti, quella di San Girolamo e quella di Santa Maria della Giustizia, era dedicata ad accompagnare i condannati a morte in piazza San Marco e poi a riportarli da cadaveri ad accompagnarli durante l'ultimo loro viaggio. Nel 1471 dunque si insediano in questo luogo questi laici devoti e si insediano in un primo edificio costituito da una aula al piano terreno chiamata chiesa, dove svolgevano la maggior parte delle loro funzioni, e una sagrestia che si trovava presso l'attuale Calle della Verona. Nel 1562 la scuola era cresciuta di importanza anche sociale e civile e di numero di confratelli, subisce un incendio che porta alla necessità di ricostruire l'edificio, prima di tutto acquistando una serie di immobili intorno alla originaria sede e poi a partire dal 1580 fino al 1584 alla complessiva ricostruzione dell'edificio. In questa ricostruzione progettata e il cantiere diretto da Alessandro Vittoria si mantiene la primitiva sala inferiore chiamata chiesa dalla presenza di altari. Viene poi costruito una sala superiore chiamata albergo, che era destinata alle riunioni dei principali organi direzionali della scuola. Queste due sale, collegate da una scala monumentale, riprendono in generale la tipologia architettonica delle scuole veneziane, costituite da una sovrapposizione di due sale principali e da un corpo laterale destinato ad albergo. Questa struttura L verrà ripresa in una successiva ricostruzione nel 1664, quando si aggiungerà una appendice destinata al piano inferiore a sacrestia nuova, e questo è il momento in cui viene abbandonata la originaria sala destinata a sacrestia, la sacrestia nuova oggi destinata a sala del Consiglio, e viene costruito un nuovo albergo successivamente decorato, che oggi viene chiamato Sala Tommaseo. Questa compresenza di elementi di architettura civile e di architettura religiosa, sottolineati dalla presenza nella sala inferiore di due altari costruiti da Vittoria e oggi conservati alla chiesa di Santi Giovanni e Paolo, l'altare di San Girolamo e l'altare del Crocefisso, appare questa commistione di due tipi edilizi diversi, uno sacro e uno profano, e appunto Paola di questo vi parlerà. Effettivamente questa è una facciata che somiglia ad una facciata di chiesa, 3 campate completamente rivestite in pietra d'Istria, e non abbiamo il nome di un architetto. Sappiamo che nel 1576 Alessandro Vittoria, l'architetto scultore Alessandro Vittoria, si preoccupa di inserire nel suo testamento l'indicazione che sta lavorando per la scuola per la scultura di una figura di San Girolamo. Ed è proprio in questa fase che i confratelli stanno pensando all'ampliamento, riedificazione della loro sede. La facciata monumentale si rivolge verso il campo, guardando la chiesa che ha visto la nascita delle due confraternite che poi, congiungendosi, hanno dato origine alla scuola di San Fantin, e pur non avendo il nome di un architetto possiamo fare
pensare ad Alessandro Vittoria come punto di riferimento per quello che accade in città, per l'architettura che in città si sta realizzando. Alessandro Vittoria è un architetto trentino, scultore, che si forma all'architettura proprio nei cantieri marciani. Negli anni in cui Jacopo Sansovino è proto di piazza, lavora anche in Palazzo Ducale. E infatti certamente ad Alessandro Vittoria sono attribuite, sono firmate le sculture che sono la Vergine che è sulla cima del frontone, e ci sono dei pagamenti nei confronti di altri due scultori appartenenti alla bottega di Alessandro Vittoria, Agostino Rubin e Andrea Dell'Aquila, entrambi scultori esperti che arrivano anche dai cantieri di piazza. In particolare i due si ritrovano nelle sculture che sono coloro che realizzano le sculture che vanno ad ornare la balaustra della libreria marciana. Quindi abbiamo tra gli anni 70 e 80, gli anni in cui si realizza questa facciata, il meglio che la città può offrire da questo punto di vista. La facciata è impaginata attraverso un binato di semicolonne, ioniche al primo registro e corinzie al secondo. Un binato di colonne che attinge pienamente alla tradizione veneziana, all'antico veneziano. Il binato di colonne si comincia ad utilizzare a Venezia avendo come un modello antico, quello degli Arco dei Sergi a Pola. E la Porta dell'Arsenale ha un binato di colonne. La loggetta di Jacopo Sansovino in piazza San Marco è scandita con un binato di colonne. Come la loggetta, in particolare, in questo primo registro, il binato va ad inquadrare nicchie con catino a conchiglia. È proprio la particolarità del progetto sansoviniano per la piazza. E al di sopra delle colonne vediamo un architrave che risalta in corrispondenza appunto del binato e modula l'andamento della facciata. Alessandro Vittoria, Andrea Dell'Aquila e Agostino Rubin sono quindi i nomi certi che abbiamo a livello documentale, ma certamente la facciata che i confratelli vogliono realizzare è una facciata che è in linea con quello che si sta realizzando a Venezia. Oltre a questo binato che certamente con nicchia interposta, che certamente manda un legame, crea un legame fortissimo con la piazza nella quale i confratelli accompagnavano i condannati. Al di là della loggetta ci sono altri modelli, la stessa chiesa di San Geminiano, sempre in piazza, o la chiesa di San Zulian, realizzata su progetto di Jacopo Sansovino e portata a termine proprio da Alessandro Vittoria. Quindi il binato di colonne con nicchia interposta scandisce la facciata e ampie finestre danno luce a quelle che sono le due sale principali di tutte le scuole veneziane, la sala del piano terreno e la sala capitolare, le due sale più grandi dove di fatto le scuole costruiscono il loro rapporto con la città. A chiudere il prospetto, queste volute che vanno a sottolineare la scultura nella fascia centrale con Cristo crocifisso, ai cui piedi ci sono la Vergine e San Girolamo, quindi i due riferimenti della religiosità dei confratelli della scuola di San Fantin, e anche quattro confratelli vestiti come vuole la consuetudine, con la cappa della scuola, la cappa con cappuccio nera che tutti i confratelli indossavano in occasione delle loro cerimonie pubbliche, delle processioni, ad esempio alle quali partecipavano anche con le altre scuole in piazza San Marco. Alla fine del Cinquecento il cantiere si chiude, la scuola è pronta per la promozione a scuola grande che arriverà di lì a poco.
e la grande facciata monumentale si troverà poi a dialogare con il Teatro della Fenice.